Iniziamo col dire che ci piacerebbe che questo incontro potesse rappresentare per il Partito Democratico Saldo un momento di confronto sui temi che riguardano il nostro Paese. Ringraziamo Walter Veltroni di essere stasera qui con noi, perché sentiamo il bisogno, direi in questo periodo molto forte, di poterci confrontare, di poterci raccontare e vorrei dire anche di poter ascoltare. Permettetemi di iniziare con il dire però, innanzitutto, che non possiamo rimanere sicuramente indifferenti da quanto sta accadendo a 200 km da casa nostra in questi giorni. La crisi che sta attraversando la Libia e la risoluzione dell'ONU di costituire una no-fly zone sui cieli di Bengasi mettono l'Italia nella condizione di contribuire attivamente con proprie basi, uomini e mezzi. Con l'intervento militare francese si è aperto all'orizzonte uno scenario sicuramente molto doloroso anche per noi, di guerra, e il nostro Paese sarà uno dei più esposti alle azioni ritorsive. Dico questo perché mai, così come nelle ultime ore, sentiamo urgente la necessità di essere un Paese unito, di fronte alle sofferenze e alle lotte per la libertà che arrivano in questo momento dal popolo libico. E noi, per ciò che ci riguarda, come Partito Democratico, abbiamo il dovere di fare la nostra parte e di dire il nostro pensiero. Perché vedete, Bengasi è come Sarajevo, è come Praga, e noi questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Siamo consapevoli che sta per chiudersi una lunga stagione, che è quella del berlusconismo, e che stiamo navigando verso un orizzonte sconosciuto. Siamo un po'. Ho capito. Stiamo navigando però, nonostante si stia per chiudere questo periodo, stiamo navigando sicuramente verso un orizzonte che comunque è sconosciuto per noi. E come quei marinai di cui parlava Neurath, ci troviamo nelle condizioni di dover aggiustare la nave nel mare aperto, con tutti i rischi che questa cosa comporta, anzi con tutti i rischi che l'essere in alto mare in qualche modo comporta. Eppure non ci possiamo fermare, né possiamo certamente pensare di ammainare le vele, anzi dobbiamo più che mai essere risoluti nelle nostre azioni, dobbiamo provare a fare e a dire qualcosa, e direi anche a voce alta. Ci sentiamo responsabili come cittadini, come donne e uomini di questo Paese nel contribuire in ciò che possiamo a tirare fuori l'Italia dall'angolo buio in cui è caduta, e nel proporre e mettere in campo le nostre prospettive, le nostre idee e, perché no, anche le nostre azioni collettive. Siamo convinti soprattutto che il berlusconismo si combatte solo con un vero e reale progetto riformista, e che il vero riformismo è sempre radicale e coraggioso, dovrei dire per noi anche solidario. Il Partito Democratico, allora, in quest'ottica deve avere il coraggio e la forza di essere il motore di un cambiamento reale e condiviso. Crediamo che esso abbia la capacità per fare questo e per fare proposte anche per il prossimo decennio, che sia in grado di porsi alla guida di questo rinnovamento, a condizione, tuttavia,
che non rinuncia ad affermare un'identità chiara, unitaria pur nelle differenze, fondata sulla partecipazione di tutti, soprattutto, nessuno escluso. Dobbiamo coltivare il primato della politica, consapevoli che quando questa viene meno, vuol dire che si sta sostituendo il pragmatismo dei valori, il peggiore pragmatismo dei valori, privo di valori. Dobbiamo mettere al centro la persona e l'etica pubblica, investire nel merito e nella responsabilità di ognuno. Dobbiamo combattere, questa è la nostra sfida più importante, più urgente, contro la precarietà dei giovani. Investire sui giovani perché è in gioco il destino di un'intera generazione. Dobbiamo essere capaci di dare vita ad una precisa idea di Sardegna, ad un progetto che sia in grado di coniugare il necessario processo di modernizzazione della nostra terra con la salvaguardia però della nostra identità di popolo. Soltanto coniugando in modo nuovo democrazia e crescita economica, qualità ambientale, giustizia sociale e uguaglianza, possiamo porci come anima di un cambiamento che sia realmente sostenibile. Perché il riformismo non è un dovere non più negoziabile e la sua condizione è nel coraggio dell'innovazione e del cambiamento. Ma se è così, allora esso si declina nella scelta di politiche radicali sul piano del governo del territorio, delle forme della partecipazione e della legalità della politica, mi piacerebbe anche dire. Per esempio, a partire dal significato che noi attribuiamo al tema stesso dell'appartenenza e della specialità. In piena fase attuativa del processo di riforma costituzionale in senso federale dello Stato, il ruolo della Sardegna come regione a statuto speciale non è più un fatto scontato, non è più un fatto scontato il ruolo delle regioni a statuto speciale in generale. Per questo motivo riteniamo che mai, come oggi, sia importante ragionare e riflettere sui motivi della nostra specialità. Insieme con i nostri consiglieri regionali, con i parlamentari, ma vorrei dire insieme alle donne e agli uomini della Sardegna, alle istituzioni locali, alle università, insieme a tutto il mondo del lavoro, ai sindacati e alle associazioni. Intanto iniziamo con il dire che la specialità è un patrimonio di tutti i sardi, perché essa è soprattutto identità e cultura, e paesaggio, e lingua, e trasporti, e isola in generale. L'avvertenza sulle entrate, portata a compimento dalla Giunta solo nel 2007, aveva permesso alla Sardegna, proprio in virtù di questa specialità, di vedersi riconosciuti dallo Stato 1.600.000 euro in più all'anno. 1.600.000.000 di euro, scusate, una cifra comunque importante per progettare lo sviluppo. Ebbene, proprio in questa fase di attuazione del federalismo, sul piano nazionale questo nuovo quadro di entrate, come tutti sapete, viene messo in discussione dal governo nazionale e debolmente direi anche ambiguamente difeso dall'attuale giunta di centrodestra. Lo abbiamo già detto e non abbiamo dubbi su questo. La densità della popolazione, il paesaggio, la lingua, la cultura e tutto quanto sono già di per sé condizioni di specialità. E allora esse necessitano di vedersi riconosciuti nuovi diritti perché vengano garantite reali condizioni di uguaglianza, di questi siamo certi. Rispetto a 60 anni fa però è cambiato il nostro rapporto, il contesto globale in cui l'isola si muove, perché non possiamo dimenticare che oggi in più c'è il nostro rapporto con l'Europa che 60 anni fa non c'era. Molte materie che prima erano di competenza dello Stato oggi sono di competenza europea. E lasciatemelo dire, per noi che siamo figli della lezione di Lussu, questa è un'aspirazione che si realizza. Perché l'orizzonte politico del popolo sardo, nell'ultimo scorcio del Novecento, si è nutrito del suo internazionalismo e del suo europeismo. Ma se è così, allora, il nostro compito è oggi ancora più di prima quello di partecipare da protagonisti all'Europa dei popoli o delle molteplicità, come si dice, nel pieno rispetto però del riconoscimento della comune appartenenza all'Italia unita. E guardate, su questo la Sardegna ha molto dato e ancora molto da dare. Nella nostra isola ci sono settori che vanno salvaguardati, ci sono esperienze che vanno aiutate a crescere, ci
ci sono microeconomie virtuose, vie di fuga dalla crisi che investono sul sapere, nella qualità dell'ambiente e nella diversità. Non possiamo dimenticare i precari della scuola, gli operai dell'Euroalluminio della Vinis, i pastori, la protesta dei pastori fermati e picchiati a Civitavecchia, i disoccupati, i giovani senza prospettiva, i nostri concittadini che si ammalano per l'uranio impoverito prodotto dalle bombe di Quirra. Nel 2004 la legge Salvacoste fermò i giochi di cemento fino all'emanazione del piano paesistico regionale. Si trattava di circa 70 milioni di metri cubi. Una legge di tutela profondamente amata dai sardi, ma altrettanto profondamente osteggiata. Tant'è che il primo intervento della giunta Cappellacci, appena insediata, fu quello di smantellarla laddove fu possibile. Eppure quella legge fu un atto d'amore per la nostra terra. In questa prospettiva e in questa terra, allora la nostra deve essere una battaglia condivisa e convinta, perché la Sardegna è fragile nella sua bellezza. Il suo mare, il suo vento, come i suoi muretti a secco, vanno protetti e tutelati. Per fare qualche esempio, il 30% del traffico commerciale di idrocarburi del pianeta transita sulle nostre acque e la maggior parte dell'inquinamento delle nostre coste arriva proprio da operazioni di trasporto e di travaso di idrocarburi. Quanto è successo alla centrale di Fiumetanto ci deve far riflettere a lungo, vorrei dire. Di fronte a questo disastro la regione è rimasta immobile, mentre nel contempo popolazioni locali si sono riboccate le maniche, da sole vorrei dire, per ripulire nella melma nera ciò che si vedeva ad occhio nudo. Ancora, con la sentenza del TAR che ha annullato la delibera regionale sul blocco degli impianti eolici e con il recente decreto ministeriale che rivede le norme per la concessione dei certificati verdi, riprenderà nell'isola la corsa all'eolico selvaggio e alla costruzione di impianti offshore a pochi metri dalla costa. Sappiamo tutti quanto la giunta Cappellacci si sia dimostrata a questo proposito incapace di affrontare il problema di quello che possiamo definire un'ottica di sistema. Con un piano energetico regionale totalmente assente, si aprono le porte agli speculatori del vento. Nel frattempo, nell'isola e intorno al suo mare si costruisce il filo spinato.